presentare un libro. Che cos'è? È dare a tanti l'opportunità di conoscere ed apprezzare il lavoro della persona che l'ha prodotto. Certamente è questo, ma c'è anche qualcos'altro, della passione. Poi l'altruismo, ossia il non tenersi per sé una ricchezza che perciò è anche un gesto di generosità. Con la pubblicazione si rende fruibile un bene e infatti questo complesso santuario, basilica romanica, abbazia è un bene ed un tesoro che ci ha lasciato la comunità degli abitanti di Bonarcado lungo i secoli, naturalmente, non oggi, e sono qui le nostre radici, ma non solo le nostre. Sappiamo che tutto è parte della storia della nostra isola, come dimostrano i numerosi studiosi che si sono interessati a questo luogo. Non è solo Bonarcado, è di tutti. Il libro della dottoressa Salvi, che ci viene oggi presentato, è frutto del suo lavoro, dell'attenzione da tempo da lei prestata al nostro paese e ai suoi più noti monumenti. E per me e per noi tutti è doveroso veramente esprimerle un nostro grazie. La pubblicazione degli studi sul lavoro storico-archeologico effettuato nel santuario di Bonarcado, nella Basilica di Santa Maria e nella recente parco di Bizzola, nell'ormai lontano 1988, penso, che visto questa data, suggerisce una riflessione che ritengo però importante. Cioè non è uno studio che pone un termine definitivo, ma è piuttosto uno stimolo a richiedere altri interventi. Anche uno sguardo superficiale sui tre manufatti e le loro pertinenze impongono un approfondimento ed un lavoro non solo di ricognizione, ma di vero e proprio scambio, che mette in risalto tutta la ricchezza storico-artistica archeologica del sito. Sono presenti in esso testimonianze del periodo nuragico, del periodo romano, medievale e infine il periodo contemporaneo. E sicuramente gli interventi che ci auguriamo potranno realizzarsi metteranno in evidenza la continuità della presenza antropica di questo luogo, con il risultato di mostrare le radici dell'albero che è l'abitato della popolazione di Bonarcado. Per poter mettere in atto questo lavoro è necessario predisporre un progetto che preveda un cantiere di scavi, in particolare nell'area del monastero di Bizzola, e un cantiere di messa in sicurezza della basilica e del santuario. È necessario ancora un intervento di restauro non più rinviabile sull'icona rappresentante la Vergine di Bonarcado, sito nella linea dell'altare della chiesa di Bonarcado. Prima avevo scritto un timido tentativo e poi è un tentativo vero e proprio di progetto e in fase di studio, soprattutto da parte dell'Università di Sassari, qui rappresentata dal dottor Giuseppe Maisolano, ma è richiesta una più incisiva attenzione da parte di tutti, bonarcadesi prima di tutto, istituzioni religiose, mi ci metto anch'io, pubbliche, comune, sovrintendenze interessate. Cioè, senza questi non possiamo andare avanti. È necessario proprio una incisiva attenzione da parte di tutti per questo. E l'augurio che cos'è? E anche questo, che anche questo incontro odierno sia di stimolo verso migliori avanzamenti. Questo è un mio intervento e chiederei però anche un saluto al sindaco Mario Sasso, dietro le colonne, però lo chiamiamo. Ecco. Poi questo, che dite che non lo dico? Innanzitutto un saluto a tutti da parte mia personale e da parte di tutta l'amministrazione, alla dottoressa Salvi innanzitutto, l'autrice del libro, come già ricordato
Isidoro, il professor Milanese, che sarà il redattore di questo incontro convegno. Naturalmente non possiamo dimenticare l'ACA, come ha detto Don Isidoro, è sempre attenta, e mi unisco anche io nel ringraziarli, perché oltre l'organizzazione di questo evento è sempre stata un'associazione molto attenta a questa problematica, ha collaborato e collaborerà, mi auguro, sempre con l'organizzazione, con tutte le istituzioni per portare avanti queste iniziative, perché la passione e il cuore che mettono Lino, Luigi, Teresa, tutti quelli che fanno parte dell'associazione non può che farmi piacere a livello personale e a livello di amministrazione. Io sicuramente non sono competente per poter descrivere il lavoro dal punto di vista tecnico. Sicuramente il fatto che a livello non solo regionale ma anche nazionale, mi permetto di dire, Bonarcaro ha una preistoria, una storia, soprattutto dal punto di vista religioso, che forse spesso non dico che ci dimentichiamo, ma sottovalutiamo. C'è una potenzialità talmente elevata che solo, come stava dicendo Don Isidoro, e mi riallaccio al suo discorso, solo con la collaborazione di tutte le istituzioni e delle associazioni bonarcaresi che hanno a cuore Bonarcaro, possiamo farlo diventare sempre più una perla per noi già noi, però anche per tutto il territorio. Non posso che augurarvi che questo sia soltanto uno dei convegni, delle occasioni, delle manifestazioni che si aggiungerà qui in futuro, continueranno a esserci per valorizzare, per portare avanti i discorsi da tutti i punti di vista, dal punto di vista conoscitivo, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della conservazione, della valorizzazione, del restauro e dei ricordi non solo strutturali ma anche documentari. Era una buona serata, ho concluso questo discorso. Quindi hanno fatto parte del relatore. Allora, adesso diamo la parola invece all'ACAV, ecco qua, vorrei ribadire anch'io un doveroso saluto di benvenuto a tutti quanti nel nostro paese, che deve sicuramente la sua fama soprattutto per la presenza del santuario della chiesa di Santa Maria dove ci troviamo. Qui adesso stasera ci presenteranno i lavori che erano stati iniziati alla fine degli anni '80, mi sembra, e la nostra associazione da subito si era interessata cercando i contatti con la dottoressa Salvi, mi ricordo anche dell'architetto Bozzo, e avevamo anche chiesto la collaborazione del compianto priore parroco di allora, Sergio Lino. Anche con lui avevamo spesso degli incontri. L'anno scorso, anzi prima, la dottoressa Salvi ci aveva già presentato all'inizio degli anni 90 una prima relazione, poi anche l'anno scorso ci aveva presentato lì nell'ambito del convegno sui camadolesi, anche l'anno scorso aveva fatto un'esaustiva, presentazione. Adesso con questa pubblicazione penso che esaurirà tutte le nostre curiosità. Termino per subito ringraziando ancora sentitamente la dottoressa, il professor Milanese, l'editrice Ischra che si è interessata al nostro parroco, Don Isidoro, sempre disponibilissimo, e tutti quanti hanno contribuito a questa serata. Grazie. Allora, con lo servizio del professor Milanese, la dottoressa Salvi. Prego, se volete accomodarvi. Io ringrazio tutti, insomma,
siamo tutti con i ringraziamenti, ma è la cosa dovuta veramente, ed è dovuta e sentita soprattutto perché ci troviamo oggi in un luogo pieno di storia. Io ho cercato di descriverlo con le parole, ma è l'aria stessa che si respira qui, sono questi muri che di storia sono questi luoghi dove abbiamo lavorato con interesse, con passione, con curiosità, per capire che cosa era successo in questo convento che all'inizio era una serie di muri a secco che formavano dei gradoni verso la roccia, e invece sotto quei gradoni, sotto a quei muri a secco, c'erano i resti del convento, della grande sala, del piano superiore, delle scale che raccontavano i piani, delle canalette dove scorreva l'acqua. E qui tutto diventava più tangibile, sembrava di vivere insieme ai monaci che erano stati chiamati qui per lavorare, per pregare, che si muovevano in quegli spazi. Si erano mossi prima di noi, avevano lasciato le tracce della loro opera, avevano raccolto i documenti in una delle sale del convento. L'ipotesi che gli ho fatto di un piano superiore si basa sulla descrizione del convento della casa madre di San Zeno, dove c'era il refettorio, ma c'erano anche delle stanze al piano superiore, che erano quelle dell'abate, quella la foresteria, e i luoghi dove si conservavano i libri citati nei documenti. I libri e quindi anche i documenti che venivano stilati di volta in volta per gli accordi, per lo scambio di servi, per promesse di eredità, per impegni di scambio, il diritto di sepoltura di cui godeva il convento veniva ripagato con animali, terre, case, ma anche piantina, materassi, stoviglie, oggetti di tutti i giorni che le persone che chiedevano la sepoltura nel convento si impegnavano a lasciare il convento stesso. Difficile ricostruire l'ambiente in cui tutto questo si inserisce, difficile anche capire in che condizioni fosse il santuario mentre il convento era in funzione. Non abbiamo elementi chiari che ci consentano di intrecciare tutto, e non abbiamo neanche elementi per capire come fosse l'intorno, probabilmente di orti, probabilmente di boschi, probabilmente piantumato con frutta. E comunque un mondo che lo scavo in qualche modo ci ha restituito, soprattutto quando lo scavo si è unito ai documenti scritti, che poi è la grande fortuna che ha l'archeologia medievale di unire spesso il dato di scavo come documento e il documento scritto, la possibilità di confrontarli, di metterli insieme, di rivivere situazioni che ormai appartengono al passato. Il lavoro è stato detto è ormai antico, perché lo scavo dell'88, lo scavo del santuario è più recente, negli anni 90, ma è tutto lontano nel tempo, tanto che oggi si sente già la necessità di nuovi restauri del santuario, del trattamento delle effigie, di lavori sperati ma mai realizzati ancora nel convento. Nel convento in effetti le cose si sono fermate dopo pochi mesi, salvo qualche riordino generale dell'area, non c'è stato più nulla, ma ancora molto ha di zona da offrire, sia per la parte romana, che senz'altro esiste, e sono stati trovati materiali un po' distanti dall'area del convento, sia per il convento stesso, di cui ancora negli anni 50 si diceva si vedessero le celle. Non è rimasto molto, ripeto, perché la sistemazione a frutteto, la
gradonatura che era stata fatta con un vecchio secco molto a nascosto e forse modificato. I tubi dell'acqua passavano dentro i muri, abbiamo provato tagli profondi nel muro della grande sala con tubi che ci passavano dentro, e quindi molto è stato modificato, ma molto probabilmente si può ancora fare, per dare ancora voce a una storia che cerchiamo di ricostruire un pochino per volta attraverso il nostro lavoro. Vi ringrazio di tutto, vi ringrazio per quello che mi avete dato quando scavavo, per la partecipazione, e vi ringrazio per oggi per l'ospitalità che date a questo mio lavoro di sintesi. Grazie. Così la vediamo in viso. Grazie. Grazie. Questo? Allora, buonasera a tutti. Quali migliori introduzioni, diciamo, di quelle che abbiamo ascoltato dalle parole, diciamo, questo coro, diciamo, che ha non solo aperto, ma che rappresenta, a mio avviso, una parte consistente e importante della presentazione del libro. Sono state dette delle parole molto sagge, diciamo, dal parroco, dal priore, circa il fatto della conoscenza che non deve stare nei cassetti, ma deve invece essere messa a disposizione di tutti. Abbiamo sentito delle parole di incoraggiamento e di sostegno istituzionale, di partecipazione istituzionale da parte del sindaco a nome dell'amministrazione comunale, delle parole anche molto sentite e partecipate da parte dell'associazione culturale che rappresentano queste associazioni, a mio avviso, anche se oggi, diciamo, c'è il tiro a segno, no? C'è sul discorso del volontariato nel settore archeologico, però ecco, non dimentichiamo particolarmente nel recente passato, qui si parla degli anni 80, degli anni 90, il ruolo fondamentale che in un momento in cui certamente le istituzioni forse avevano delle difficoltà maggiori rispetto ad oggi a livello di consapevolezza culturale, il ruolo delle associazioni che negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, in cui anche le soprintendenze negli anni 70 erano molto sguarnite dal punto di vista dei funzionari, hanno contribuito a salvare delle pagine importanti del patrimonio archeologico nazionale, quindi vanno apprezzate profondamente queste partecipazioni, diciamo, che stanno alla base, che rappresentano il tessuto sociale, la sensibilità della società, della collettività, per storie identitarie naturalmente come quelle che sono rappresentate qui a Bonarcado nella chiesa di Santa Maria, che è un sito, la punta di un iceberg, diciamo, di un sito di grande importanza, di cui abbiamo già avuto non solo delle anticipazioni, ma delle parole di Donatella Salvi, della collega archeologa d'Anica, Donatella Salvi, responsabile per la soprintendenza archeologica di Cagliari Cristano, di questo territorio, e responsabile delle indagini archeologiche nel convento di Bonarcado nel 1988, poi con questa brevissima ripresa nella metà degli anni 90, nel 95, lei ci ha già detto tutto in pratica, ha dipinto con poche parole, in pochissimi minuti, un affresco vivo che solo chi conosce dall'interno
una problematica come quella della chiesa di Santa Maria di Bonarcado e del convento che lei ha scavato, riesce a tratteggiare perché quella storia che ci ha raccontato l'ha costruita lei con i suoi collaboratori, con l'aiuto di tante persone, è vero, però con una responsabilità di capire giorno per giorno quello che stava succedendo sul cantiere. E quindi chi meglio di lei appunto ci poteva dare questa sera un disegno limpido, sintetico, interpretativo di questo monastero dove appunto attraverso i ritrovamenti, la grande sala, i monaci, il piano superiore, quello che abbiamo sentito tutti quanti insieme certamente sono molto importante. Quindi devo dire, insomma, io partecipo sempre con grandissimo, intanto ovviamente ringrazio anche da parte mia, insomma, i ringraziamenti all'amica Donatella Salvi per l'invito, per questa occasione, insomma, è stato comunque uno stimolo, insomma, di passare un fine settimana, un sabato e domenica, invece che concentrato sulle faccende amministrative dell'università come scorrono nei weekend, o le faccende burocratiche, invece insomma una boccata d'ossigeno e leggere questo bel lavoro e cercare poi venire qui poi assieme a voi per condividere, diciamo, il mio apprezzamento. Quindi un coro polifonico, diciamo, di varie voci, insomma, che si ritrovano attorno a questo tema di Santa Maria di Bonarcado. Poi abbiamo questa sera, è stato ricordato dal sindaco, mi pare, la presenza di assegnisti di ricerca specializzati dell'Università degli Studi di Sassari, è stato ricordato il dottor Giuseppe Maisola, ma non solo, e sono altri anche presenti insieme a lui, e che quindi insomma rappresentano la speranza, diciamo, per il futuro, per questa giovane archeologia medievale della Sardegna, che quando appunto Donatella Salvi ha realizzato questo intervento era veramente agli inizi, insomma, io ricordo in quegli anni, 1989, 90, insomma, ho insegnato, ho avuto la possibilità di insegnare, di fare professore a contratto all'Università di Cagliari, e ricordo appunto, insomma, quell'ambiente bello, interessante di Cagliari, in cui si muovevano sotto appunto la spinta di Letizia Paniarini, insomma, tutta una serie, si formavano studiosi e poi insomma si veniva a creare anche delle consapevolezze, insomma, interessanti. Io da parte mia, in un contesto di questo tipo, che naturalmente non è un convegno scientifico, ma insomma siamo accomunati qui diciamo da un interesse comune, al di là poi delle specializzazioni dei singoli, siamo accomunati dall'interesse, diciamo, per questo luogo, un interesse per la storia, e quindi diciamo, non essendo un pubblico di specialisti, io non vorrei scendere nel dettaglio in maniera eccessiva, anzi per niente, devo dire, anche perché, come dice nella presentazione di questo libro la collega Rossana Martorelli dell'Università di Cagliari, la cosa apprezzabile di questo volume è il testo chiaro, sintetico, che non fa altro che calcare le parole di Donatella, insomma, che abbiamo appena sentito, un testo chiaro e sintetico, di tipo quindi divulgativo, ma devo dire, ecco, che nonostante il taglio divulgativo, la base scientifica di questo lavoro è sempre presente, quindi diciamo interpreta, a mio avviso, l'autrice in questo volume che appunto ci è stato portato dall'editore Iskra questa sera, insomma, che ringrazio anche da parte mia, perché appunto è responsabile, diciamo, e stimola delle pubblicazioni molto interessanti e importanti sulla Sardegna, e questa
collana anche i tempi nella quale è stato accolto il lavoro di Donatella Salvi, che poi ha in precedenza accolto dei testi molto interessanti e importanti, come quello su San Giovanni di Sinis, Tarros o tanti altri, insomma. Questo è il volume numero 9, quello che viene presentato questa sera, quindi insomma gli editori vanno ringraziati, a mio avviso, nell'occasione della presentazione dei libri, perché oggi come oggi, in tempi di internet e di diffusione digitale delle pubblicazioni, fare l'editore è in qualche modo collocarsi in una posizione quasi eroica, perché comunque non si vuole mollare sulla una tradizione, diciamo, di diffusione della cultura che deve stare nelle biblioteche, che deve stare a disposizione del pubblico interessato, ma che è messa certamente sempre più in difficoltà da un uso disinvolto e indiscriminato delle fotocopie e anche naturalmente della diffusione non autorizzata delle pubblicazioni via internet. Quindi l'editore certamente non ha un ruolo secondario in questo. L'argomento di questo libro, naturalmente, Santa Maria di Bonarca, viene articolato, poi viene snocciolato dall'autrice con un indice, insomma, molto anche analitico, sono 9-10, insomma, i capitoli nei quali è organizzato il testo, e però vorrei dire anche, dopo aver detto, insomma, che è una pubblicazione divulgativa che quindi ha un linguaggio alla portata di tutti, in sostanza però lancia anche questo testo degli assist che sono molto interessanti per chi non vuole fermarsi al testo, non vuole andare oltre. Invece c'è la bibliografia, ci sono dei rimandi, ci sono dei box di approfondimento dei vari temi, quindi il lettore, diciamo, più interessato può trovare lo spunto per poi condurre, essere accompagnato, diciamo, a realizzare una propria ricerca guidata appunto dall'autrice di approfondimento. Ecco, perché consigliare questo libro, insomma, a un pubblico di non specialisti? Perché intanto è un libro sul territorio che fa aumentare la nostra consapevolezza sui luoghi, poi per chi naturalmente vive in questo territorio, il fatto di fermarsi un attimo, di staccare un attimino anche il proprio cervello, diciamo, dall'imponimento dei media, della televisione, di internet, di tutta una serie di social network, a parte magari per i più giovani, e invece fermarsi un attimo a riflettere con questo testo alla mano sui luoghi che più o meno quotidianamente frequentiamo e osservare queste arcate di questa chiesa, imparare dal testo quando sono state costruite nel 1955, che invece i muri che stanno dietro sono di un'altra epoca. Ecco, è un modo per vivere in una maniera più consapevole, meno coi paraocchi, diciamo, in maniera meno superficiale, e quindi invece crescere, insomma, dal punto di vista culturale. È un testo, questo di Donatella Salvi, in sostanza il cui cuore è lo scavo, sono gli scavi che lei ha condotto. Poi naturalmente viene costruito tutto quanto il discorso storico intorno della chiesa, del santuario, vicinissimo, insomma, del santuario. Ecco, io vorrei dire, insomma, concedetemi l'uso di una parola inglese, ma insomma, questo è un central place, vale a dire è un sito centrale per il territorio. Cosa vuol dire? È un luogo nel quale, a partire quantomeno dall'età romana, ma sicuramente ce lo dice la dottoressa Salvi, anche in età nuragica, dall'età nuragica sino ad oggi probabilmente, insomma, la popolazione non ha mai abbandonato del tutto questo luogo. Forse si è
ritirata, si è ridotta dal punto di vista demografico, ci sono state delle crisi, dei periodi di maggiore crescita invece dal punto di vista del numero, insomma, degli abitanti, ma probabilmente, insomma, non sono mai state segnate delle interruzioni nell'abitare questo luogo dal periodo nuragico sino ad oggi. Quindi un sito molto interessante, devo dire, insomma, che ce ne sono pochi in Sardegna, siti simili nei quali sia possibile non solo ipotizzare, ma toccare con mano attraverso prove archeologiche il fatto che effettivamente questo sito in età nuragica, in età romana, in età bizantina, in età giudicale, in età pienamente medievale, basso medievale, sino ad oggi sia stato abitato, con delle tracce che, con, diciamo, nel raggio di poche decine di metri dal luogo dove ci troviamo, sono facilmente recuperabili. Ecco, quindi insomma è molto interessante anche da questo punto di vista. Ora, ecco, brevemente, oltre, insomma, voglio esprimere, insomma, ovviamente ancora il mio apprezzamento per questo lavoro, perché è una sintesi che riassume le conoscenze, cioè fa il punto barca, no? Fa il punto della situazione su questo sito, dice tutta una serie di cose, ci dà una serie di prospettive che naturalmente non sono il punto di arrivo, ma, ci ha detto la dottoressa Salvi prima, le tematiche, insomma, da approfondire ancora, le cose su cui lavorare sono ancora potenzialmente infinite, insomma. Ecco, però lei con grande lucidità e chiarezza, così come ci ha parlato, articola in questo volume attraverso appunto 9-10 capitoli, con una bibliografia finale, le principali problematiche del sito, vale a dire ci racconta quali sono i documenti scritti relativi alla chiesa di Santa Maria di Bonarca, dove al convento, al monastero, poi ci parla della chiesa in quanto tale, come manufatto architettonico, ci parla della cripta, ci parla delle iscrizioni, ci parla degli scavi fatti al convento, delle strutture ritrovate, quelle che con questo affresco che ci ha fatto con poche parole, il santuario e altri aspetti, diciamo, in qualche maniera, insomma, minori, ma insomma sempre certamente molto interessanti. Ora vi dicevo, insomma, non entro assolutamente nel dettaglio, insomma, ma vorrei invece via via mettere in evidenza alcune cose che non ho ancora detto. Vale a dire, insomma, a partire dal primo capitolo, quello dedicato alla storia, sostanzialmente mette in evidenza l'importanza di questa chiesa e del suo monastero, del suo convento, in relazione al condange di Santa Maria di Bonarca. C'è questa raccolta di documenti fondamentali, di grande importanza, di carattere amministrativo, di grande importanza per il Medioevo sardo, che insomma partirebbe questa raccolta dalla carta numero 1, datata, attribuita, diciamo, perché non c'è una data scritta, ma insomma attribuita al 1110, sino sostanzialmente a tutto il Medioevo. Ecco, questo condange è stato studiato poi in anni recenti dallo studioso sardo Virdis, che ha pubblicato poi un volume, il suo commento al condange. I problemi, insomma, su questi documenti che metteva in evidenza Virdis sono notevoli, a partire dalla carta numero 1, cioè quella del 1110, che in qualche modo è ritenuta l'atto di fondazione del monastero su iniziativa del giudice arborense Costantino. Ora, se poi questo Costantino fosse in realtà giudice arborense Costantino I, oppure invece
fosse un Plutarco Costantino di cent'anni successivo, Costantino Spano, giudice di fatto. Questo insomma è ancora dibattuto, questo problema tra gli studiosi, ma fa molto bene secondo me Donatella Salvi in questo libro a sorvolare sulle discussioni aperte tra gli studiosi, ancora aperte tra gli studiosi, che io insomma mi auguro che gli studiosi di storia medievale della Sardegna, io sono come Donatella, sono un archeologo, e quindi insomma sto con le orecchie ben aperte ad ascoltare quello che i colleghi storici del Medioevo insomma discutono tra di loro, per cercare di cogliere poi i messaggi di queste discussioni. Ma fa molto bene a non inquinare, diciamo, la chiarezza del suo testo con delle discussioni erudite, colte, sicuramente molto importanti, però insomma, penso che per dire insomma 10 anni, 15 anni, insomma, Donatella potrebbe tranquillamente rifare, se questi studi andranno avanti e diranno qualcosa di nuovo, rifare la seconda edizione, che certamente insomma la prima sarà ampiamente esaurita da molti anni e ristampata chissà quante volte. Questo è un augurio insomma all'editore presente questa sera con noi, farne una seconda edizione per fare crescere, perché ovviamente magari chi sta al di fuori degli studi forse percepisce con più difficoltà il fatto che gli studi, è vero, vengono portati avanti da ricercatori titolati, da persone che sicuramente spendono la propria vita insomma, per cercare di arrivare a una verità storica, ma spesso questa verità poi va avanti attraverso dibattiti, e anche questo è il caso di Bonarcado, insomma, con questa problematica di questa carta del 1110, se effettivamente insomma, quale sia la sua attendibilità storica, se certamente il convento di San Zeno di Pisa forse non era ancora Camaldolese nel 1110, c'è chi mette in dubbio questa cosa dicendo ma solo dal 1136, è un ginepraio naturalmente che insomma mi guardo bene insomma dal discutere con voi, però è molto interessante. Insomma, è uscito qualche anno fa un volume di Gabriele Colombini sul monachesimo benedettino in Sardegna nell'età giudicale, e questa pubblicazione mette in dubbio tantissime certezze sulle datazioni, diciamo, dei monasteri, dei conventi sardi di epoca medievale, getta un sasso in qualche maniera, e bisognerà vedere appunto poi certamente secondo tanti studiosi, anche Olivetta Schena dell'Università di Cagliari, queste carte del Condaghe di Bonarcado hanno avuto varie manipolazioni da parte dei copisti, che magari prendevano il documento, lo copiavano, poi lo sintetizzavano, univano un altro documento e lo pasticciavano un po', no? E quindi questi però sono studi naturalmente che devono andare avanti e che potranno chissà in futuro, ad esempio, insomma, c'è chi si domanda come mai nella bolla papale del 1114, quando vengono ricordati i monasteri camaldolesi, non sia citata Santa Maria di Bonarcado. Ma certamente queste carte più antiche sul monastero sono interessanti, importanti, perché ci danno poi l'elenco delle aziende agricole, agrarie, diciamo, che rappresentano il domus, che rappresentavano il patrimonio, ecco, fondiario su cui si basava poi la ricchezza in sostanza del monastero. Quindi sono davvero insomma, delle carte interessanti che ci danno la possibilità anche di, ad esempio, vi dicevo, insomma, il monastero di San Zeno a Pisa, che vi ho citato per la prima volta nel 1136 in quanto tale, prima viene soltanto ipotizzato, sono tanti problemi aperti. La nostra chiesa di Santa Maria di Bonarcado viene
citata, poi entro il 1146 sembra ci sia stata una prima fase. D'altra parte, devo dire, guardando insomma questo monumento in cui ci troviamo questa sera, è chiaro a tutti, diciamo, anche uno sguardo non tecnico, che la parte, diciamo, più avanzata dell'edificio, quella diciamo, che coincide con la zona absidale oggi, sia una parte che è stata in qualche maniera aggiunta a una parte più antica, che è la parte invece dell'ingresso, in riferimento anche a quanto ci dice l'autrice nel suo testo, cosa che io non ignoravo, circa il ritrovamento in anni passati, che lei purtroppo insomma, non ha avuto la maniera di verificare, di un'abside, grosso modo nella parte centrale, un'abside sepolta sotto il pavimento, nella parte mediana della chiesa, dove proprio la chiesa passa da una navata sola a 3 navate sostanzialmente, il ritrovamento di questa abside, e guardando poi l'elevato delle strutture è molto chiaro, ecco. Io con un minimo di licenza tecnica di cui mi scuso, vi dico insomma, che a mio avviso un monumento come questo richiederebbe oggi uno studio insomma, approfondito di archeologia dell'architettura, vale a dire insomma, di metodologie della ricerca stratigrafica, archeologica, dello scavo, in sostanza applicata alla lettura degli elevati. È un edificio complesso sicuramente questo da studiare e da leggere, ricchissimo di trasformazioni. Le arcate che vediamo qui sono arcate, come la maggior parte di voi probabilmente saprà perfettamente, per memoria familiare, forse per conoscenza propria, sono del 1955, sono delle cartiere di restauro degli anni 50. Oggi diciamo, bisogna essere accompagnati nell'acquisire questa consapevolezza, perché appunto altrimenti si potrebbe cadere in inganno. Ecco, quindi una chiesa più antica, più piccola di quella attuale, che potrebbe in futuro, negli anni a venire, con un'operazione di carattere legata a cantieri di restauro, al rifacimento di alcuni aspetti, essere recuperata. E quindi questo primo capitolo del volume, che poi insomma, è anche molto denso, devo dire, è un capitolo che sintetizza queste conoscenze, cioè questo legame anche che il monastero, il convento di Bonarcado avrebbe ha avuto con la casa madre, come è stata definita dalla dottoressa Salvi, di San Zeno a Pisa, però con delle cronologie, con degli aspetti che chiediamo agli storici medievisti insomma, di approfondire e darci delle risposte. Attualmente sono questi studi di oggi devono molto ancora all'opera pionieristica di Ginevra Zanetti, insomma, di questa figura straordinaria pionieristica degli studi del monachesimo sardo, che girava nelle campagne sarde e faceva osservazioni che probabilmente, anzi sicuramente oggi non è più possibile ripetere per motivi evidenti, no? Naturalmente legati alla trasformazione del territorio. La sovrapposizione con le campagne che hanno voluto Io aumento il mio volume, non c'è problema. Allora consigliamo un po' di mettere un po' di pausa, un po' di... Quindi insomma è un volume che vi dicevo insomma, ci aiuta a
acquisire, poi naturalmente insomma dipende dal livello di interesse di ciascuno di noi, però ci aiuta, ci accompagna nell'acquisizione di una maggiore consapevolezza dei luoghi, lo dico anche per gli abitanti, diciamo, di questo bellissimo paese, per i residenti